Ben ritrovati cari ascoltatori nel nostro appuntamento con Info FVG. Oggi parliamo ancora una volta di Monfalcone Geografia che apre questa volta a primavera la sua quarta edizione. Saranno 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, ma anche per indagare i luoghi di oggi, luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima, la terra come geografia da salvare. All'inaugurazione abbiamo sentito anche l'assessore alla cultura del comune di Monfalcone, Luca Fasan, che ci ha parlato un po' anche del coinvolgimento territoriale di Monfalcone, terra anche appunto di confine, quindi punto di riferimento per quanto riguarda la geografia. In questa intervista sentiamo. Monfalcone Geografie Festival, un viaggio affascinante che quest'anno torna per una quarta edizione nella versione primaverile. Un viaggio attraverso paesaggi umani geografici di ieri e di oggi che coinvolgerà tutto il territorio monfalconese, le associazioni e le realtà. Con noi l'assessore alla cultura Luca Fasan, pronti insomma per questa nuova edizione dal 30 marzo. Assolutamente, la quarta edizione è un'edizione importantissima anche perché quest'anno l'abbiamo addirittura anticipata in primavera, quindi un po' un'apertura di tutto quello che poi potranno essere gli eventi culturali in tutta quanta la regione, personaggi di altissimo livello e di altissimo spicco che saranno presenti ovviamente in una organizzazione che ci ha visti già partire da febbraio, cominciando a portare fuori il progetto, il programma Geografia anche in tutta la regione, con alcuni incontri che abbiamo fatto nelle biblioteche e comunque nelle librerie di Udine e di Trieste per riuscire a promuovere questo format. È un format che mette in rete un progetto culturale di più ampio respiro che prevede ovviamente la posizione di Monfalcone ad altissimi livelli dal punto di vista della cultura, perché di cultura, questo lo voglio dire, si può mangiare, si può vivere, nel senso che i dati del 2018 ci dicono che con l'indotto la cultura genera un fatturato di 250 miliardi di euro, e quindi vuol dire che insomma investire in cultura ha un suo perché. Questo è sicuramente molto importante, poi il bello anche di ritrovarsi approfittando della cultura intanto per accrescere la nostra preparazione, soprattutto importante in questi momenti complessi, ma anche per ritrovare il piacere di stare insieme, di andare a teatro, di ritrovarci al cinema oppure di ascoltare musica, tutto quello che farà anche parte appunto di questa edizione. Ma assolutamente sì, cioè questo è un momento di rinascita da tutti i punti di vista. Chiaramente speriamo di risolvere questo problema che ormai ci accompagna da 2 anni, ma è proprio grazie alla cultura che noi avremo la possibilità, e a geografia in particolare, di poterci ritrovare, di fare sistema, ma soprattutto di mettere a sistema quelle che sono le realtà culturali di Monfalcone. In effetti quest'anno ci saranno particolari coinvolgimenti sia sul teatro che sul cinema che sulla musica, sempre targato geografie. Grazie mille allora all'assessore Luca Fasan e ci ritroviamo appunto a Geografia Monfalcone. Grazie a voi. Vi ricordiamo che per quanto riguarda il Festival Geografie vi terremo aggiornati anche sugli appuntamenti che si susseguiranno proprio a partire dal 30 marzo, saranno tantissimi proprio per approfondire queste tematiche, ma anche per essere preparati un po' sugli argomenti e sugli equilibri appunto delle geografie.